Beh, no, queste sono partite difficili che si giocano contro squadre molto forti ed attrezzate e capitano poche occasioni da gol. Se non le concretizzi poi è difficile portare a casa un risultato positivo. Loro purtroppo il gol di Nolano all'inizio del secondo tempo ci ha un po' tagliato le gambe, non abbiamo messo in campo quella cattiveria che poteva magari aiutarci a recuperare la partita, poi è arrivato il 2-0, bravissimi loro, una grande squadra, complimenti. Ecco, è mancato forse al Cottini Stebano Come un po' di peso offensivo per tenere alti tanti palloni che comunque venivano costantemente recuperati dalle retrovie. Sì, Zamperini non lo conosciamo adesso, il pallone d'oro dello scorso anno, ha uno strapotere fisico. Abbiamo cercato di arginarlo giocando con due punte larghe, purtroppo non siamo riusciti bene a concretizzare le occasioni da gol. Ci abbiamo provato, comunque non siamo venuti qua a fare la vittima sacrificale. Siamo scesi in campo, abbiamo messo la migliore formazione possibile, ma non siamo riusciti comunque sia a uscire con qualche punto su questo campo che ovviamente è difficile per tutti. Grazie mille.